Conegliano a Vittorio Veneto la furia della grandine è tornata a colpire ieri sera danneggiando pesantemente molte aziende, tetti crivellati, allagamenti, attività sospese. Ai nostri microfoni la disperazione degli imprenditori. Subito il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, l'appello da Dolo dove venerdì si riuniranno i sindaci della Riviera insieme a consiglieri regionali e parlamentari del territorio. A Oderzo è caccia il responsabile dell'accoltellamento di un 35enne di origini marocchine avvenuto nella notte in Piazza Grande. L'uomo sanguinante si è accasciato all'ingresso di un locale. Blitz della Guardia di Finanza negli uffici comunali di Vicenza, inchiesta su un presunto giro di gare d'appalto truccate, 2 gli indagati tra cui il dirigente dei lavori pubblici. Arriva in Parlamento il caso degli spazi negati a Rosà per la pasta asciutta antifascista promossa dall'ANPI, interrogazione del Dem Martella al ministro Piantedosi, per il leghista Finco iniziativa anacronistica. Restauro della statua del Gattamelata a Padova per annunciare un contributo ministeriale di 150.000 euro. Il sottosegretario Sgarbi è tornato sulla polemica con la delegazione pontificia. L'ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini in dolce attesa l'annuncio con un video su Instagram, mentre ai mondiali in corso in Giappone cadeva dopo 14 anni il suo record del mondo sui 200 metri. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. E dunque il maltempo non ha dato tregua neppure ieri, un colpo di coda con ancora vento e grandine molto grossa nella zona industriale di San Giacomo. Siamo ai confini tra Conegliano e Vittorio Veneto, imprenditori in ginocchio e attività sospese. Il problema è che attualmente siamo col capannone completamente scoperto, quindi inagibile, abbiamo gli uffici allagati, è un disastro, non sappiamo da che parte prendere, da che parte cominciare. Dopo giorni di tempesta a prevalere ora la disperazione, gli imprenditori della zona di San Giacomo nel comune di Conegliano sono in ginocchio, attività sospese, locali pieni di acqua, macchine danneggiate, tetti bucati. Io ho quasi 70 anni e una situazione di questo genere non l'ho mai vista. Noi abbiamo danni per oltre 100.000 euro. In questa azienda ci sono i mezzi letteralmente bombardati dalla grandine, dal tetto, l'acqua continua ad entrare con il rischio di un crollo. Accanto la situazione non cambia, i segni sono visibili. I dipendenti assieme all'imprenditore hanno cercato di mettere in sicurezza quello che potevano per notti intere. Sono 3 notti che noi stiamo veramente vivendo con ansia questi momenti e ieri notte eravamo qua alle 10:30 fino alle 2 di questa notte, pioveva acqua dappertutto e noi siamo pieni di macchinari elettronici, punzonatrici, pressepieghe, cesoie, tutto gestito naturalmente da computer e da sistemi di software e chiaramente la ripresa è difficile, molto difficile. Poco lontano, altra azienda storica, sembra una guerra, questa ci racconta il presidente. Sì, ci siamo svegliati la mattina con una situazione incredibile. In pratica gli stabilimenti sono inagibili, non sappiamo per quanto tempo avremo bisogno per rimettere in funzione gli impianti. In queste ore stanno cercando di eliminare tutta l'acqua entrata ovunque. E soprattutto chiudere tutti quanti i fori che abbiamo sul tetto, che sono dovuti alla completa rottura di tutti i cupolini per l'illuminazione. Sono circa 2.200 metri quadrati di cupolini che non esistono più. Lei ha fatto una stima dei danni? Ma è difficile in questo momento fare la stima perché non sappiamo anche tutti gli impianti elettrici in che situazione sono, però sicuramente sopra il 1.000.000. Situazione fotocopia di quasi tutte le aziende colpite drasticamente dalla grandine. Non c'è ancora nessuna data per una possibile ripartenza delle attività, anche perché Abbiamo chiamato anche imprese per cercare di risanare i tetti, sono chiamati da 1000 altre aziende del posto e quindi non hanno più materiale, non hanno personale neanche per intervenire. È un dramma che io non so come andremo a risolvere. E dunque una conta dei danni che in Veneto si è allungata giorno dopo giorno, l'abbiamo sentito fino a ieri sera. La Riviera del Brenta lancia il suo grido d'allarme, per venerdì convocato un tavolo con consiglieri regionali e parlamentari per cercare di accelerare i ristori.
Una conta dei danni causata dal maltempo che in Veneto, secondo una prima stima, ammonterebbe a 100 milioni di euro e oltre. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, chiede al governo il riconoscimento per il nostro territorio dello stato di emergenza nazionale. Per questo ha scritto a Roma al presidente del Consiglio Meloni, al ministro della Protezione Civile e al capo dell'omonimo dipartimento, rispettivamente Musumeci e Curcio. A chiederlo con forza venerdì al tavolo del comune di Dolo anche tutti i sindaci della Riviera del Brenta con i consiglieri regionali e i parlamentari del territorio. Obiettivo: accelerare l'accesso ai rimborsi dei danni. Noi abbiamo bisogno dello stato d'emergenza nazionale, della nomina appunto di un commissario e della dedicazione mirata di fondi a ristorare situazioni come questa, aziendali praticamente a terra, ma soprattutto i tantissimi, in maniera diffusa e capillare, danni verso i privati. E anche oggi, dopo il fortunale della notte, una trentina le chiamate in attesa di intervento da parte dei vigili del fuoco, soltanto tra Dolo, Stra e Fiesso, per copertura tetti, abbaini, pannelli fotovoltaici. Soltanto a Dolo, spiega il primo cittadino, ben l'80% della popolazione ha subito danni nel corso dei 4 fortunali con grandine vento fino a 150 km/h che dal 13 al 25 luglio ha funestato tutto il territorio. 5.200 nuclei familiari colpiti, chi la sola macchina, ma anche il tetto, ma anche gli impianti tecnologici. Ecco, una stima media di 10.000 euro a famiglia, a farla come dire, inferiore possibile, voi capite bene di che cosa stiamo parlando. Sono 53 milioni solo per Dolo per i privati. Per la provincia di Venezia anche oggi 3 le squadre di vigili del fuoco al lavoro con un'autoscala con la quale dal comando, insieme agli uomini della protezione civile, si è cercato di rispondere a tutte le chiamate di urgenza con le infiltrazioni d'acqua dal tetto, scantinati e garage per accumulo e difficoltà di drenaggio causa detriti e fogliame. L'appello del primo cittadino di Dolo a chiunque dotato di buona volontà e mezzi possa prestare aiuto concreto. A partire da volontari con utilizzo di droni per monitorare i nostri edifici pubblici, piuttosto che invece a psicologi, piuttosto che invece perché esiste anche un problema psicologico di paura ogni volta che piove, ogni volta che vi è un lampo. Nel Padovano situazioni analoghe, tutti i comuni stanno raccogliendo la lista dei danni di privati e aziende causati da queste violente grandinate degli ultimi giorni, enormi segni lasciati nelle aziende agricole. Allora siamo stati a Limena a vedere la situazione. Una settimana fa è partito il tabacco e poi sabato è toccato anche al mais. Sì, diciamo che mercoledì aveva colpito più il tabacco perché è una cultura fragile per quanto riguarda la grandine. E il mais si evidenziava molto meno. Sabato ne è venuta dell'altra che era più fitta ma più fina, ha fatto il resto sul tabacco e in più il mais gli è andato dietro. Lavora nell'azienda agricola ereditata dal padre Alessandro Zin, con lui anche il figlio. Una settimana così a memoria non la ricorda. Incalcolabili i danni al tabacco, che è tutto da buttare, al mais, che verrà utilizzato per l'alimentazione degli animali. Ma qui si può dire addio alla frutta, come le pesche, e anche alla produzione del vigneto a Prosecco, Doc e Merlot. Purtroppo il danno è abbastanza ingente, più che altro anche per una forte perdita di qualità dell'uva. Cosa sta inquadrando il nostro collega? Qual è il problema? Di uva, tutte queste essiccazioni, marcescenze sono colpi di tempesta, di grandine. E naturalmente l'uva ha una scarsa qualità ridotta così. Da giovedì scorso non ha fatto altro che rimboccarsi le maniche Alessandro Zin. Buona parte delle perdite del raccolto sono coperte da assicurazione, ma soprattutto l'evento di mercoledì scorso ha causato danni gravi ai tetti e alle serre, come questa distrutta, utilizzata per far essiccare il tabacco. Si tratta di costruzioni datate che fino a mercoledì facevano egregiamente il loro servizio e adesso sono praticamente inservibili. Qui l'assicurazione non c'è. Come Alessandro Zin, tanti colleghi dell'Alta Padovana, l'area più colpita dai violenti eventi della scorsa settimana, qui ormai al cielo si alzano gli occhi, ma con paura. Lasciamo questa pagina di maltempo, andiamo alla cronaca. Sono stati momenti di paura nella notte a Oderzo, dove un uomo si è accasciato a terra davanti alla porta d'ingresso di un bar, sanguinante a causa di una coltellata alla schiena.
Una coltellata sotto la scapola destra, quella che ha fatto cadere un 35enne di origini marocchine inerme e quasi privo di conoscenza, davanti alla porta del bar L'Incontro, nel piano centro di Oderzo. È uno straniero, lo si conosce anche così, sì, l'avevamo visto ancora e quindi girava qua per la piazza. Erano circa una quindicina i giovani che sono stati notati da alcuni passanti correre via dalla Piazza Grande. Giovani che sembrava scappassero, non in gruppo ma diradati, come a non voler dare troppo nell'occhio, quando, intorno alle 23, uno di loro si è accasciato a terra davanti alla porta d'ingresso del bar. Mi sono trovata questo signore a carponi in avanti sulla soglia e non si capiva se era scivolato, caduto, quindi una volta rigirato abbiamo visto che aveva sangue e di conseguenza abbiamo chiamato il 118. Secondo un testimone oculare, il ferito aveva anche 3 graffi alla faccia e del sangue che scorreva dall'orecchio. Sembrava scivolato sulla soglia, mentre invece era caduto da ferita, insomma, che poi rigirato per aiutarlo ci siamo accorti che aveva sangue e quindi tolto lo zaino, aveva la maglia piena di sangue e alzata la maglietta, quindi avevamo proceduto già prima a chiamare il 118, subito come era caduto perché aveva sangue al volto. L'uomo è stato portato all'ospedale di Treviso dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Risulta già noto alle forze dell'ordine e l'umore per le vie di Oderzo dopo la vicenda non è dei migliori. Ci sono gang che girano, sì, questo è anche vero, però non mi è mai capitato, io faccio tante volte le chiusure per cui chiudiamo anche tardi e c'è sempre tanti ragazzi che girano da soli, sì. Alla sera, ora c'è, la paura c'è, perché succedono abbastanza cose un po' tristi. Tutto il giorno questi qua passo per strada non mi vanno, insomma. Ci sentiamo sempre meno sicuri e arrivare a questo punto, persino una cittadina come Oderzo, è una cosa che proprio abbiamo oltrepassato ogni limite. C'è paura ad andare fuori di notte, ma di giorno è abbastanza sicura, tranquilla. Ma quando scende la sera è un problema, Da parte dei carabinieri proseguono naturalmente le indagini per individuare il responsabile. Ora andiamo a Vicenza perché c'è stato un blitz delle Fiamme Gialle in comune per un presunto giro di gare d'appalto truccate. Fiamme gialle a Palazzo Trissino, inchiesta su presunte gare d'appalto truccate, una decina i lavori pubblici finiti nel mirino degli inquirenti che starebbero verificando eventuali irregolarità nell'aggiudicazione dei cantieri. Al momento ci sarebbero 2 indagati, un funzionario del comune di Vicenza e un imprenditore, ma la lista degli indagati potrebbe allargarsi. C'è un'indagine della Procura su alcune attività dell'ufficio tecnico, in particolare di un funzionario negli anni passati, quindi riguarda in particolare aspetti legati alle gare. Chiaramente noi non ne sappiamo di più perché è un'indagine appunto che sta portando avanti la Procura. La vicenda, tutta da verificare e che pare sia nata da un esposto, sarebbe legata a una decina di piccole gare d'appalto tra il 2019 e il 2022. La Guardia di Finanza si è presentata negli uffici comunali di Palazzo Trissino e di Piazza Biade e avrebbe sequestrato 19 determine. Adesso il rischio è che ci siano ritardi nei cantieri del PNRR. Si tratta di un funzionario che ha responsabilità importanti nella gestione delle gare PNRR che, come tutti sappiamo, hanno scadenze precise, altrimenti dobbiamo restituire i soldi. Quindi su questo fronte stiamo già cercando con tanta difficoltà ma di far fronte a questa situazione, individuando come organizzare al meglio gli uffici per fare comunque in modo di procedere, di fare in modo di non perdere le risorse e di portare a termine i lavori. Certo che è un problema, ecco, per l'amministrazione comunale. Aveva chiesto protezione internazionale un 30enne nigeriano arrestato dalla polizia di Padova. Sentiamo con quale accusa. È entrato in questura per presentare ricorso contro il rigetto alla sua richiesta di protezione internazionale, ma è finito in cella sulla base di un mandato di arresto per traffico di esseri umani. È una vicenda che risale al 2016, quella che coinvolge un nigeriano di 30 anni che all'epoca aveva convinto una giovane connazionale a salire su un barcone diretto in Italia con l'illusione di fare la sarta.
Una volta nel nostro paese, la donna era arrivata con lui a Padova, dove l'aveva costretta a prostituirsi per ripagare con 20.000 euro il viaggio della speranza. Da Padova la donna era stata costretta a seguirlo anche in Belgio, dove aveva continuato a vendere il suo corpo fino alla liberazione seguita a un blitz della polizia. Nel frattempo il nigeriano, tornato a Padova, aveva chiesto i soldi alla famiglia della povera donna. Tutto questo fino al passo falso che lo ha portato in carcere a disposizione della Corte d'Appello di Venezia. A Rosà ora, perché il caso della pastasciutta antifascista negata è diventato un caso nazionale. La pastasciutta antifascista annullata a Rosà dopo il no del sindaco Elena Mezzalira alla concessione del parco di San Pietro all'Ampi diventa un caso nazionale. È il Partito Democratico che porta sulla scrivania del ministro degli Interni Matteo Piantedosi un'interrogazione su quanto è accaduto. Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno per chiedere di fare piena chiarezza su quanto è avvenuto a Rosà. Infatti il diniego da parte della sindaca alla pastasciutta antifascista organizzata dall'Ampi, motivato con ragioni di ordine pubblico, appare invece motivato da ragioni politiche e mi domando se non sia lesivo dei diritti costituzionali. Sono due le vicende vicentine legate alla pastasciutta antifascista che agitano la politica nazionale. Inoltre ho chiesto al ministro di fare luce su quanto è avvenuto con l'esposizione di uno striscione con un messaggio di stampo neofascista e chiaramente intimidatorio, un atto molto grave da condannare, rispetto al quale bisognerà fare una grande attenzione per evitare il ripetersi di episodi di questo genere. Ma dalla Lega arriva una difesa a spada tratta nei confronti della sindaca Mezzalira e una presa di posizione fortissima sull'Ampi e sulle iniziative come la pastasciutta antifascista. Io esprimo solidarietà al sindaco di Rosà, Elena Mezzalira, per l'attacco subito da parte dell'Ampi, ma anche da parte del Partito Democratico. Il sindaco giustamente ha fatto rispettare quelli che sono i regolamenti comunali, ma la cosa che mi sembra più fuori di testa nel 2023 è di parlare ancora di antifascismo. Insomma, stiamo parlando di un regime che è finito 80 anni fa, non esistono più i partigiani, non esistono più i fascisti, e vedere che nel 2023 c'è ancora chi fa questo tipo di manifestazioni, forse bisogna proprio dirlo, sono persone che forse vivono fuori dal mondo. Parliamo di migranti, di accoglienza diffusa in Veneto con Flavio Tosi, che è tornato a bocciare pesantemente il protocollo Zaia-Conte ieri sera in diretta a Ring. La Regione del Veneto ha voluto fare un protocollo, fra l'altro l'errore di quella scelta è stato, uno, che non era neanche una competenza stretta della Regione stessa, perché appunto è Ministero, Prefetture e Comuni, ma soprattutto non c'è stato un confronto con i sindaci, nel senso non con l'ANCI presieduta dall'ottimo, perché è davvero bravo, sindaco di Treviso Conte. Non c'è stato un confronto esteso, allargato ai sindaci. Boccia senza appello il protocollo Zaia-Conte Flavio Tosi e lo fa dallo studio di Ring. Il tema è sempre quello dell'accoglienza diffusa e più in generale dell'aumento dei flussi migratori dal Nord Africa, una questione che per il coordinatore regionale di Forza Italia resta soprattutto di ordine pubblico. Il tema appunto dei grandi hub è che o li militarizzi e impedisci di uscire a chi sta dentro, e allora va bene perché sono strutture controllate e diventano strutture contenitive. Se chiunque può uscire a qualsiasi ora del giorno o della notte, allora creano dei giganteschi problemi secondari. Sulla linea di Tosi, in un gioco di convergenze più o meno attese, c'è anche l'europarlamentare della Lega Gian Antonio D'Arè, che ribadisce le critiche al governatore, Lega contro Lega, con il PD rappresentato da Alessandra Moretti, che mette il dito nella piaga politica. Come la nostra magari. Luca Zaia, a te dà fastidio perché Luca Zaia ha dato ragione al Partito Democratico. E lo so che non ti sta bene. Fermi lì. Ovviamente c'è una lotta durissima dentro la Lega. È troppo comodo sparpagliare e scaricare davanti al municipio dei vari comuni 3, 4, 5, 7 persone e poi si devono arrangiare il sindaco e l'assessore ai servizi sociali. Ma ripeterebbe quella frase Zaia se li porti a Palazzo Balbi? È stata un po' forte. Sì, perché è stata una cosa, al di là che io sono sicuramente una persona che dico quel che penso. Questo l'abbiamo notato. Sì, lei si ricandida in Europa? La ricandidano? Secondo me no. Restauro del Gattamelata, il sottosegretario Sgarbi a Padova è tornato sulla polemica con la delegazione pontificia. Rettrice
ha detto, usando un aggettivo che nel mio caso è improprio, che era contenta di essere con tante persone gradevoli. Nessuno mi ha mai detto gradevole in vita mia, però che io le sia gradevole mi fa molto piacere. Io sono sgradevole, ma in questo caso lo sono stato non per me, perché io potevo anche, nel tempo che non sono stato sottosegretario, ho fatto 20 anni di attesa della vendetta. In questo caso mi sono posto il problema che, ne parlavo anche col sindaco, anche la veneranda Arca del Santo è stata esclusa dalla prima operazione voluta dal CIN, il che fa pensare che ci fosse in lui una visione di un'autonomia che non ha. Una questione di ordine. Spiega così la diatriba che l'ho visto contrapposto al delegato pontificio della Basilica del Santo, Monsignor Fabio Dalcin, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Sulla statua equestre dedicata a Gattamelata, realizzata in bronzo da Donatello, simbolo della città e di Piazza del Santo, ha ricordato il sottosegretario che l'ordine di competenze è chiaro. Lo Stato, con la soprintendenza che ha il compito di alta sorveglianza sui beni monumentali, il Comune e anche la Basilica, senza che alcuno di questi enti possa fare una fuga in avanti. Sentita la relazione sulla prima fase di diagnostica del monumento, il sottosegretario si è ammorbidito. Per quello io sono partito subito, anche perché sentivo come inquietante l'idea del Museo Donatello. Questo non vuol dire però che, siccome sono una persona più che gradevole e ragionevole, se, avendo scoperto oggi che Donatello ha fatto male il cavallo, che è peggio di Giambologna, che ci fosse una necessità di ricoverarlo, io la valuterei come una cosa propizia, ma non per il museo, a partire dal museo. Deve salvarsi. I bronzi sono fatti per resistere all'esterno, ha commentato il sottosegretario, un incontro che ha fatto chiarezza su quanto accadrà d'ora in avanti. Almeno 12 mesi serviranno per la fase ulteriore di analisi, per poi passare al restauro vero e proprio. Al lavoro l'Università di Padova e l'Istituto Centrale per il Restauro, per quello che sarà il primo sulla parte bronzea dell'opera, completata da Donatello nel 1453. Una volta che arriva una relazione che ci dice che esiste un rischio grave, non un rischio come dire, veniale, è chiaro che occorre immaginare, si può anche immaginare, però essendo così bello dove sta, l'idea della coppia sempre è sgradevole, perché la coppia fa pensare a qualcosa. Si può immaginare una teca che lo protegga, insomma, però certo è tutto molto complesso e è precoce dirlo adesso. Un restauro che il sottosegretario Sgarbi auspica sia completato entro il 2026. Federica Pellegrini è in dolce attesa. La Divina ha confermato i rumors che circolavano da giorni con un video annuncio sui social accompagnata dal marito Matteo Giunta. L'ex nuotatrice mostra il pancino appena accennato, scherza sul record del mondo appena perso per mano della 19enne australiana O'Callaghan, che oggi ai mondiali di nuoto a Fukuoka ha vinto la gara dei 200 metri stile libero, abbassando di 13 centesimi il tempo della campionessa di Spinea di ben 14 anni fa. Ce lo riprenderemo, scrive in inglese scherzando la Divina. Questo il video lo avete visto. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Adesso le previsioni del tempo e tra poco l'edizione di Venezia. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre farà la sua comparsa sul Mediterraneo, rimpiazzando completamente quello africano. Stop al grande caldo e tempo in genere buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 27 luglio evidenzia un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, specie in corrispondenza dei rilievi, ma senza piogge associate. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 12 e 18 gradi, massime tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso poche novità, tanto sole con cielo in genere poco nuvoloso, possibile qualche maggiore annuvolamento sui monti. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà molto soleggiato. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà un po' ad aumentare, ma senza precipitazioni associate. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26 all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.